mamma mia ragazzi, alla fine Max l'ha fatto saltare il posto. Finalmente. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Un po' di adrenalina. Prendiamoci le nostre belle armi. Ottimo, sta saltando tutto in aria però qui. Non è che ci troviamo a cadere direttamente giù perché le fondamenta crollano. È proprio quello che mi aspettavo. Stiamo attenti, pezzettino di merda. Ok, 2 antidolorifici. Sta saltando tutto, mamma mia ragazzi, che caos che c'è qui. Avanti. Non muoiono. Ah, sono pieni di giubbette antiproiettili. Granate ci tirano addirittura. Meno male che siamo sempre fedeli alla nostra cara canottiera e del nostro caro amico Max. Molto stronzo. Ok, ma quanti sono ragazzi? Possiamo buttarci dall'altro lato. Proviamo, dai, facciamoci un bel salto. Abbiamo finito i colpi. Stiamo cadendo, non riesco a controllare Max. Mamma mia ragazzi, le vibrazioni sono troppe. Diamo un'occhiata. Niente, niente. Sono morti? Wow, grande impresa del nostro Max. Un bel elicottero comunque c'è là sopra, ragazzi. Ai, mannaggia. Ma che cosa c'è qua a terra? Oh mio Dio, ci siamo passati proprio sopra. Ora ha vomitato qualcuno, ragazzi. Ok, fatto fuori. Ricarichiamo. Ce ne sono altri? Vediamo un po', qui intorno. Qui è tutto distrutto. Non è che dobbiamo fare la tipo principe di Persia. Adesso il nostro Max si trasforma anche in una sorta di principe di Persia, qua che deve saltare attraverso i muri. Ah, questo non me l'aspettavo ragazzi. Perdonatemi, la doppietta italiana ovviamente. Modestamente il ragazzone ci ha fatto fuori. Ricarichiamo. Ce ne sono altri. Ragazzi, sono riuscito a salvare 2 antidolorifici che ci eravamo fregati prima, andando direttamente contro il nemico. Però a quanto pare ce la stiamo facendo abbastanza bene. Avanti questo stronzetto che prima non moriva. Vediamo di metterlo al tappeto. Ottimo, vediamo di distruggere finalmente questo maledetto obiettivo. È saltato tutto in aria. Mamma mia. Poverino quel ragazzone. C'è un generatore là intorno. Gli sta crollando tutte cose. Vediamo un po'. Non è che arrivano le spaccature qui intorno a noi. Ma Max, corri avanti. Che fucile ha questo? Ah, un bel fucile a pompa, ottimo, prendiamocelo, questo può essere utile. Diamo un'occhiatina. Qua dentro c'è qualcosa, antidolorifici. Magari qualcuno. Niente. No, però non capisco niente con queste vibrazioni. Attenzione. Una bella corsa proprio per la vita. Attenzione. Cosa c'è qui? Un po' d'acqua? No, un telo. Oddio, sta crollando. Le antenne addirittura. Ma quanto siamo alti qua sopra? Ai, 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 ai. Guardate che stronzo. Meno male che ci siamo salvati gli antidolorifici. Proprio ci attaccano così all'improvviso. Io non mi rendo conto neanche dove siamo. Ehi. Ancora. Ci hanno fregato un altro antidolorifico, ragazzi. Mi dispiace, ma proprio ci attaccano all'improvviso. Non so. Un altro. No. Questo ve lo ricordate, ragazzi? Questo ciccione qua davanti a noi. Giù, Max. Praticamente è una specie di boss. L'abbiamo incontrato anche quando eravamo in quella specie di ufficio. E questo è duro da buttare giù. Abbiamo solo 19 colpi. Vediamo come dobbiamo fare. Spara, amico mio. Dobbiamo... Oh mamma mia che fucile. Ah, forse ha quello uguale al nostro. Ai, 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 ai. Mannaggia. Bene, siamo riusciti a prenderlo. I colpi. Spara con la pistolina, Max. Avanti, fai valere la tua bella pistola. Forza. Grande, grandioso. Avanti, crepa, brutto stronzo. L'artiglieria pesante avevano portato. Ce l'abbiamo fatta e adesso mi sa che ci lasciamo le penne noi, ragazzi. Sta crollando tutto. Tutto. Il nostro povero Max ormai avrà perso... Chi è questo? Ah, lo stronzetto dell'elicottero. Grande Pasos. Grande. Anche se ci avevi tradito, brutto stronzo. Comunque abbiamo pareggiato i conti. Play the fall guy in a plot that my boss and brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. L'elicottero. Prendilo. Mi sa che Pasos lo sa pilotare. E infatti alla festa l'altra volta lo pilotava molto bene. Madonna, ragazzi, ci siamo salvati appena in tempo. Capitolo 13, addirittura ce n'è ancora un altro. Grasso, calvo, battaglione della polizia, forze speciali. Ce la siamo cavata abbastanza bene. 8:48 di mercoledì.
you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Moglie di Argentina. Passos quella sarà. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. Ancora un'altra. I'm sorry I dragged you into this. I know, I know it was very wrong. It's all right, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Yuffie. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, que é esse cara aí? Faz a tua conta, rapaz. Vai, vai. Ovviamente non capiamo niente, ragazzi, di queste parolone. Comunque a quanto pare il nostro Max ha fatto un ottimo lavoro. Adesso vediamo un po' di terminare la nostra avventura con l'ultima azione del nostro Max, le ultime avventure. A quanto pare ci stanno portando da qualche parte. Vediamo un po'. Cos'è, una cella? Siamo proprio entrati in gabbia. Vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Avevo ragione, una cella sarà. Ma probabilmente il nostro Max avrà qualcosa in mente. Non si sarà fatto incarcerare proprio per nulla. Mamma mia. Segura a porta aí. Valeu, resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. Ah, un interrogatorio addirittura. Una stazione di polizia, avevo visto bene, mi sembrava un ospedale, però... Ai! Mi sa che non è un interrogatorio tipo quelli di Cole Phelps. Mi sa che è molto, ma molto più duro. Hey, what are you doing here? Huh?
ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing? Grande! E fancedra, andate a quel paese, brutti stronzi. Oh, le avevano rotto le palle. Scusate ragazzi, un po' di rabbia. Però dai, mi dispiaceva vedere il nostro povero Max pestato così. Scusate se in questi ultimi minuti non ho commentato al dovere, però davvero la tensione era altissima. Vediamo di fare a pezzi questo gorilla di merda. Pezzo di merda, vaffancetra. Crepa. Ah, ti avevano fatto... Benissimo, ce la siamo cavati abbastanza bene. A quanto pare ci siamo divertiti abbastanza quest'oggi. Mamma mia, siamo riusciti... lo so Max, siamo all'interno di una centrale di polizia. Vediamo un po' che cosa dobbiamo fare. Ci sono dei mitra qui a terra, ottimi, ci serviranno per andare all'interno e chissà come riusciremo a terminare la nostra campagna, ragazzi, perché già è un bel po' che stiamo effettuando gameplay e quindi abbiamo affrontato diversi fronti. Abbiamo distrutto un'intera organizzazione criminale in Brasile. A quanto pare adesso stiamo continuando all'interno di questa bella stazione di polizia. Vedremo il nostro Max come riuscirà a terminare quindi la storia, probabilmente in compagnia del poliziotto che abbiamo visto prima nella macchina. Ragazzi, vediamo un po' cosa faremo all'interno dei prossimi gameplay. Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!